Buonasera a tutti voi. Come abbiamo detto già la puntata precedente, abbiamo ripreso a registrare una nuova serie di Piazza Mercato. Oggi in maniera particolare sono davvero molto contento perché ci è venuto a trovare, prima di tutto è un grande attore e soprattutto un grande regista e forse è l'unico interprete della Scarpettiana. Questo devo dire perché è con noi Rosario Ferro. Sono abbastanza schivo per le televisioni perché non sai mai cosa devi dire, cosa devi fare. Invece venendo da te è come se mi sentissi a casa. Infatti mi sono accomodato su questa poltrona e mi sto godendo anche la bellezza di questo tuo studio dove Mini studio, ma funziona al 100% in tutte le sue possibilità. Ti ringrazio perché tu sei quello che hai colto nel segno, quello che io poi sono in realtà. Sono un interprete scarpettiano. Io ho sempre ritenuto che Scarpetta fosse un grande autore. Nonostante qualcuno poi dopo nel periodo edoardiano, post-edoardiano del teatro moderno ha pensato che Scarpetta fosse un po' di teatro commerciale, teatro per fare qualcosa di soldi, eccetera, come poi è successo con Totò, non so se ti ricordi. Assolutamente sì. Totò, stiamo parlando di Totò, Nino Taranto, Pietro De Vico, eccetera, che facevano i film che facevano cassetta. Totò Sceicco, Totò, tutte queste, e all'epoca si diceva ma che vai a vedere Totò, questo film di Totò, eccetera, e anche all'epoca si pensava che fosse roba da poco conto. Sì, beh, questo diciamo che c'è sempre stato, no? Da parte, ma anche voglio dire, non solo napoletana, ma c'è sempre stato un poco questo vizio di etichettare come se ci fosse un teatro di serie A, un teatro di serie B, un teatro di serie C. Io penso che il teatro è teatro a prescindere, proprio in ogni caso. E poi, se mi consenti, perché io questo è quello che vorrei che le persone capissero o mi seguissero su questa lunghezza d'onda. Cioè, fare i personaggi scarpettiani non è semplice. No. Non lo è. Devi essere veramente un grande attore per poterli fare, non c'è niente da fare, cioè fare la Scarpettiana, fare Don Felice Ciosciamocca che è il personaggio chiave, no? E la maschera, ancora la maschera. Ma non è da tutti, no, assolutamente. No, ma io concordo con te, io ho vissuto il Felice Ciosciamocca da quando ero giovane sino adesso che non lo sono più, seguendo i personaggi come li seguiva Scarpetta all'epoca in base alla proprietà, perché Felice non ha età, Felice è giovane, Felice è un uomo di mezza età, Felice è anziano, e io ho seguito come faceva Scarpetta tutte le varie fasi dell'età, dell'evoluzione di questo Felice, che altro non era che poi l'evoluzione del Pulcinella, dell'antesignano Petito, che è diventato questo Felice, che anche quella è una maschera. E Felice è uno, sai perché mi piace a me Felice? Perché Felice può dire le cose anche con una veemenza, senza ritegno, però le ha dette Felice. E quindi a Felice era consentito tutto. Felice diceva delle battute tipo Raimondo Vianello e Sandra Mondaino, sai quella cattiveria che si creava tra i personaggi, ma quella cattiveria comica, Felice lo può fare nel teatro, molti altri non possono farlo. Allora io con Felice mi sentivo proprio a mio agio. Con Felice ci sto a mio agio, perché è il mio personaggio. Diciamo che poi Don Felice Ciosciamocca è stato anche un po' l'erede del Pulcinella, no? Di quella che era appunto la maschera. L'evoluzione del Pulcinella.
perché poi la maschera non andava più, il teatro in maschera, e Scarpetta, ben lungimirante, incominciò a creare questo personaggio che non era una vera e propria maschera, ma lo era sotto degli altri aspetti per il suo carattere, perché Felice ha sempre quel carattere, che sia un Felice giovane delle opere giovanili o che sia un Felice delle opere senili, diciamo. Ma Certo. Felice ha sempre avuto quel carattere, uno sfrontato, a volte un po' irriverente, a volte un po' trasognante, a volte lo puoi confondere con uno sciocco, ma non lo è mai stato. Non lo è mai stato. Assolutamente. Si è trovato in mezzo a tante situazioni, ma se n'è sempre uscito brillantemente. Possiamo dire che è il prototipo del napoletano? Possiamo anche dire che Felice è il prototipo del napoletano. E quindi mettermi nei panni di Felice mi fa stare a mio agio, io mi sento proprio bene nei panni di Felice Ciosciamoca, e quando faccio la regia di uno Scarpetta cerco sempre di non snaturare mai l'opera, Certo. perché se vogliamo fare un'operazione, come se ne sono state fatte tante, facciamo Scarpetta ambientato, visto da un'altra angolazione, ma Scarpetta non ha bisogno, quello non ha epoca, non ha età. Sono perfettamente d'accordo con te. Io penso che anche il canonico Scarpetta sia uno Scarpetta godibilissimo, ma io ti dico che ho fatto degli Scarpetta canonici, addirittura io ho voluto ambientarli nell'epoca di Scarpetta, inizi Novecento, eccetera, ma la gente rideva a crepapelle su delle battute che poi, in fin dei conti, erano anche leggere, semplici, basate sull'espressività, Certo. sulla situazione. È un teatro di situazioni, è godibile, Scarpetta è godibile per tutte le età. Ci ride il bambino su Scarpetta, ma ci ride anche l'adulto, ma forse ci pensa pure un po', perché Scarpetta poi, quando mette delle parole in bocca a Felice, non è che gliele mette così per caso, delle cose sono anche abbastanza profonde. Certo. Bisogna vedere tu come lo vuoi leggere. Tu è come la pizza, come da mangiata magna, la volete margherita, la volete capricciosa, e Scarpetta è lo stesso. Diciamo che nella sua essenza resta e rimane un grande autore, perché è assolutamente vero che la Scarpettiana ancora oggi a teatro Sì, va. sì, indiscutibilmente, è un grande autore. All'epoca gli hanno buttato fango, perché che Scarpetta faceva botteghini, gli hanno buttato fango, copiava le opere. Ma sì, forse sicuramente Scarpetta si è ispirata a delle opere della Pochade Ma francese. sono sempre delle cose che in una maniera o nell'altra vengono fatte. Ma Insomma, l'ho cioè, fatta anche io, ma assolutamente quando che- ho rivisto dei testi, Scarpetta sì, si è appoggiato a delle situazioni della Pochade francese, questo è vero, questo è vero. Ha preso molto da Feydeau, e questo è vero, non è che stiamo scoprendo l'uovo di Colombo, però la sua genialità è quella di trasferire un ambiente così diverso in una società così diversa. E sfido chiunque, io non so, No, assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. lasciando però l'eleganza del lavoro di base, di origine. Ma secondo me è stato un genio. Sono Chapeau, perfettamente, tanto di cappello. sono perfettamente d'accordo. Prima, non a caso, ho parlato di teatro perché io non so se chiaramente, ma sicuramente qualcuno del pubblico che ci segue a casa sa che Rosario Ferro era con Arnolfo Petri i fondatori del Teatro Il Primo. Sì, E il Teatro Il Primo ha avuto, penso, una lunga vita, no? È sì, ha stato avuto per più di 10 anni, 20 anni. per 20 anni. 20 anni è stato il teatro il primo. Nato bambino nel 98, 97, 98, decidemmo di creare questo teatro per fare anche le cose che ci facevano piacere fare. E mi ricordo che all'epoca giravamo pieni di speranze, di buoni propositi,
di sicuro avevamo la certezza che ci avrebbero aiutato, che lo Stato se facevamo una buona programmazione ci avrebbe aiutato, e quindi prendemmo questo locale che era una vecchia fabbrica di pellicce, e io e Arnolfo ricordo che possedevamo poche lire, insomma, non tantissime da investire, e mi ricordo erano una 20.000 euro che avevamo a disposizione, e io firmai per 350 mila euro di spese. 350 milioni. All'epoca sì, no, sì, 350 milioni e li ho pagati, abbiamo creato un teatro che comunque funzionava, perché noi per dare credibilità a un teatro tu devi mettere all'interno chi lo fa il teatro. Certo. Cioè, ma io mi ricordo che il vostro palinsesto, cioè programmazione. Perdonami, abituato alla televisione. Mi ricordo che la vostra programmazione era una bella programmazione. Ma io ricordo che avevamo personaggi che Enrico Fiore, che era la prima firma del Mattino, eccetera, diceva, ma mi ricordo che io parlavo così, ma come fanno sti guaglioni a portare questi personaggi a Napoli? Cioè, perché Enrico Fiore, venne a vedere un lavoro di Ottavia Piccolo da noi, che si chiamava Buenos Aires non finisce mai, e parlava dei desaparecidos di Plaza de Mayo, e lui diceva, ma se noi portavano allora, questo lavoro così bello, non lo vedevo, ma come Ottavia Piccolo, Marina Malfatti, Paola Gasman, Ugo Pagliai, Oreste Lionello, lo stesso di Gasman proprio, Vittorio, cioè, abbiamo avuto una programmazione che stesso io dicevo, mamma mia, ma questi sono dei momenti. Ma mi ricordo addirittura ci fu pure un periodo dove facevate un tipo di teatro, un po' di provocazione, particolarmente Arnolfo. Sì, no? Sì, con Jessica Rizzo mi ricordo che fu una cosa proprio esagerata, perché si pensava a questa... Jessica Rizzo era la famosa pornostar degli anni 90. Sì, 90, sì. Ancora adesso sono in contatto con lei, siamo diventati amici, ci sentiamo settimanalmente, e facciamo questa operazione di fare un Caligola fatta da Jessica Rizzo, ma che vuoi vedere? Ma era da vedere, si creò un evento, per un teatro così piccolo avere questa possibilità di fare questo tipo di programmazione era veramente una cosa impossibile. Infatti all'epoca molti dicevano, ma come fanno? Vabbè, l'abbiamo fatto, è stata una bella esperienza, 20 anni di sacrifici immagino, e 20 anni però anche di soddisfazione, perché comunque alla fine i cartelloni erano sempre ben assortiti e il teatro faceva pubblico. Dice, ma allora perché l'hai chiuso? Perché è un teatro di 100 posti, forse meno, 98 posti, considerato che il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, aveva fatto fuori i teatri piccoli, il teatro non si riusciva più a gestire. Tu non puoi gestire un teatro di quelle dimensioni con quei personaggi, certo, potendo fare un attivo. E quindi alla fine abbiamo cominciato a dover rimpinguare le casse del teatro, fino a quando abbiamo deciso di dire, ora o ci fermiamo o la nostra vita diventerà difficile. E quindi abbiamo deciso di mettere uno stop ad un'attività che io, devo dire la verità, rimpiango da un lato, e dall'altro lato mi sento un sospiro di sollievo, perché a fine mese mi sento, cioè noi gli attori li pagavamo sempre, l'unica cosa che si faceva era pagare gli attori, fitto si pagava, noi eravamo persone che erano abituati alla solvibilità, di conseguenza è ovvio che qualche pensiero quando la sera metteva a capo un coppo uscito, certo, e con molto rammarico. Adesso lo ricordano in pochi questo teatro, e chi lo ricorda con rimpianto, e questa è una cosa che e soprattutto lo ricorda bene, perché devo dire che io ogni volta che sono venuto o per motivi diciamo di lavoro o per motivi proprio per venire avere il piacere di vederti in scena, è stato sempre assolutamente teatro di livello superiore, insomma. Sì, io mi divertivo tanto. Quando facevo gli scarpetti, dici, ma come fai a fare gli scarpetti in quel teatro? Ma io addirittura mettevo pedane rotanti, cose, cioè per cercare di rendere questo spettacolo quanto più
fruibile e possibile. E poi con un pubblico che tenevi col fiato addosso. Assolutamente sì. Io ricordo che una sera mi chiamò Paola Gasman, che doveva, prima di fare la preghiera della Vergine di Jacopone da Todi, quindi un pezzo di un'intensità eccessiva, mi diede la mano e dice: vedi, sto gelata, sto fredda. Io dissi: ma che, non ti senti bene, Paola? Dice: no, sto emozionata. Tu? Io dissi: tu stai emozionata? Ma io ce li ho addosso, lei mi disse: io se sento una caramella scartata significa che non sto attirando troppo l'attenzione e devo darci sotto. Questo è il teatro, il primo, il teatro piccolo, quello della caramella scartata, dei piedi che si muovevano a terra, significa che tu non stai andando bene, perché quelli si stanno distraendo. E lei diceva: non devo sentire una caramella scartata. Mi è rimasta impressa questa cosa, perché poi sostanzialmente era la verità. Lei lavorava sempre nei teatri dove c'era una distanza tra lei e il pubblico e la quarta parete era ancora bella integra. Da noi la quarta parete, insomma, era solamente marginale. Mi ricordo la magia dei camerini del teatro, il primo. Sì. Voi chiaramente, per cercare di avere il palco quanto più possibile ampio, avevate risparmiato minuscoli camerini, che sono stati poi secondo me tra i più belli che abbia mai visto, perché erano molto vissuti. Erano proprio camerini da teatro. Da teatro, quella vecchia. Assolutamente sì. Quella vecchia conservava ancora una sartoria, sai, quelle dove si mettono gli abiti antichi che andavano a fare le tournée all'estero con queste sartorie pesantissime, con gli abiti dentro, e conservavo questa sartoria e dicevo: questa è una cosa bellissima, questa è la magia del... E poi ho voluto anche credere che nel teatro ci fosse un fantasma, l'ho voluto... Ah sì? Sì, l'ho voluto anche credere. Certi momenti parecchi dicevano: io sento una presenza qua dentro, ma dicevo: no, ebbene, ogni teatro deve avere il suo fantasma. Se questo c'ha un fantasma va benissimo. Vabbè, presenza benigna però, no? Sì, assolutamente sì. È andata bene, è stata una bella esperienza. Ma proprio qualche cosa di particolare che ti è capitato in questi 20 anni? Qualche aneddoto, pure curioso per le persone a casa? No, non ci stava. Sì, ce ne sono di parecchi. C'è stata una grande attrice di cui non faccio nome, che è stata ospite da noi, ma sto parlando di un'attrice nazionale a livello importante, che ogni sera voleva essere rincuorata, voleva essere divizzata, si può usare questo. Allora una sera disse: io non ce la faccio proprio ad andare in scena, c'ho un ginocchio talmente gonfio che... Madonna, stava il pubblico di là: no, non ce la faccio. Io chiamai un amico là fuori, che ho bisogno di un ortopedico, e lo trovavo un ortopedico. Avevo un amico che era dentista. Dissi: senti, abbi pazienza, ti puoi fingere ortopedico? Ma io non capisco niente. Non ti preoccupare, vieni da questo e vieni da questo. La vide e lei continuava a dire: no, non posso andare in scena. Allora questo ortopedico dice: sì, evidentemente ha ragione, però signore, se lei dice sospende lo spettacolo adesso, secondo me chissà non va pavana. Ma se lei mi dà un piccolo antidolorifico, io penso di poterlo fare. E poi Oreste Lionello era un pazzo. Quando lo telefonai per concordare, noi avevamo anche un rapporto di amicizia, lo telefonai e dissi: Oreste, così nel teatro mio piccolino eccetera. Sì, dico: Oreste, mo dovremmo parlare della vile moneta eccetera. Dico: quanto? E lui faceva: no, non devi dirmi quanto mi puoi dare, mi devi dire quanto perdo dal mio cachet. Non ho capito. Allora io prendo 12 milioni di lire a serata. Se tu mi vuoi dare 2 milioni di lire per 3 serate, devi dire: Oreste, vuoi venire al mio teatro per meno 30 milioni di lire? Io facevo: ma come lo faccio? Lo contratto? Possono essere fatti contratti sulla perdita. Ma poi portò
una ricchezza di personaggi, di spettacolo, eccetera. E solamente che lui la sera per esempio chiamava, noi avevamo il ragazzo del bar sopra, perché avevamo una bella buvetta all'inizio che funzionava bene, e veniva questo ragazzo ogni sera lo metteva in croce e dice: stasera io avrei bisogno di un pasticcio. Poi lui dice: sì, sarete un po' più sentite, questo pasticcio, ma non ho mai sentito così. Allora io devo dire la mia ignoranza, disse: senti, fai una cosa, va al bar di fronte, domanda se tengono sto pasticcio. Nessuno lo teneva. Io ho scoperto poi con l'anzianità che questo è un liquore, mi pare francese, si chiama pastis proprio, eccetera. Ma noi non lo avevamo. E lui faceva: io non posso andare in scena senza pastis. E in nero pigliamo sta cosa. Alla fine pensavamo quasi che ci pigliasse in giro, però un bel personaggio. Senti, ma la cosa che ti manca di più del teatro del primo, a parte il palcoscenico, che questo chiaramente è la risposta che tutti quanti si aspettano. Teatro prima era un'altra casa. E come quando tu fai lo sfratto e io ti chiedo cosa ti manca della casa vecchia, probabilmente ti mancano delle abitudini, ti manca il fatto di prendere il caffè nel tuo ufficio con le persone che venivano, e ti manca proprio l'ambiente in sé per sé, però la vita continua, ha le sue evoluzioni, e io allo stato attuale non ho un teatro, ancora non ho una casa, ho collaborato per diversi anni con il Bracco, Caterina De Santis, ho fatto delle stagioni là molto interessanti. Diciamo che sono come una sita in piazza. Anzi, noi quando Caterina De Santis vuole essere ospite della trasmissione siamo ben lieti di ospitarla. È una persona speciale, stupenda. E diciamo che mi sento sita in piazza. Ho avuto qualche esperienza all'Arcas, un piccolo teatro nei pressi di Via Veterinaria, molto carino, dove fanno delle belle cosettine, delle belle programmazioni, teatro ancora più piccolo del primo, però che funziona benino, e in questo periodo ho avuto queste esperienze. Però resto in attesa vorrei riprendere un lavoro un po' grande. Ho uno Scarpetta, ho un lavoro con Cinzia Oscar, insomma stiamo valutando un pochettino per la prossima stagione. Poi naturalmente io mi sono messo in piazza, se qualcuno ha necessità chiamatemi e ne parliamo, insomma, perché il teatro buono si fa e si fa con passione, insomma. A volte vedo le opere che ho fatte e dico: mamma mia, ma dopo un po' di tempo le apprezzi, quando le vedi là per là le critiche, qua però forse era meglio così. No, che hai delle riprese? Sì, ho delle riprese, qualcosa fatto in maniera amatoriale, dei DVD che io facevo per ricordarmi le regie, quindi alcune immagini anche abbastanza buone. Quindi me le rivedevo e dicevo: mamma mia, che forza che teneva a guidare sta banda di pazzi, insomma, perché poi la mia compagnia, la compagnia Bianca Sollazzo, sì, alla quale diedi il nome dopo la morte di Bianca, che era una delle mie amiche più care. Vabbè, diciamo pure che Bianca Sollazzo era pure lei di casa al primo, perché mi ricordo perfettamente che era... Bianca Sollazzo ha lavorato 12-13 anni con noi e lei creò la nuova stabile del teatro comico. Dopo la sua morte è diventata nuova stabile Bianca Sollazzo, perché meritava quello che forse in vita non ha avuto. Vabbè, insomma, questo lo lascio chiaramente a te. Vogliamo ricordare al pubblico che Bianca Sollazzo non interpretava solo ruoli come quelli lì con Lino Crispo, no, ma faceva anche teatro estremamente impegnato. Sì, Bianca ha fatto tra le tantissime cose, ha fatto una Giovanna di Chekhov, con la regia di un tale Peter Stein, e ricordo che quando lei andò a fare... Io ci tenevo che tu dicessi questo. No, ma lei con una tale disinvoltura mi diceva: ma sai, quello poi il giorno dopo che noi debuttammo a Scezza, come dicevi, un po' giornale loro, che ti stanno a scrivere una cosa che non si capisce, e stiva fotografia mia. Io mi pigliai una paura, disse Bianca, disse: chissà, visto mi vanno a C, e invece stava scritto: la più autentica delle attrici di Chekhov, Bianca Sollazzo dal Vesuvio. Cioè, perché Bianca Sollazzo fece un personaggio, una tata meravigliosa in Giovanni.
ma non è stato solo Giovanni, è stato nella compagnia stabile Cottato Russo, insomma ha fatto dei lavori importanti al di là dei famosi lavori che poi oggi come oggi rivisti sono piacevoli. Sì, ma perché, cioè io questo è quello che non riesco a capire. E questa è una domanda che ti faccio, ma pure perché ti voglio provocare un pochino. Ma perché prima hai detto Scarpetta viene, per un periodo di tempo, viene infangato, minimizzato, buttato fuori. Poi abbiamo, che ne so, una grande attrice come Bianca Sollazzo, che ti fa delle collaborazioni teatrali eccelse con grandi nomi, e invece per noi napoletani, quella è Bianca Sollazzo che stava insieme a Lino Crispo. Cioè, perché abbiamo questa abitudine di distruggere le professionalità altrui? Io questo non riesco a capire. Allora, io ti rispondo. Secondo te c'è una condizione proprio, che ne so, è una cosa proprio psicologica del napoletano, è una condizione... Aveva colto bene Raffaele Viviani, che quando diceva in una sua opera, in una sua poesia, diceva o saccia fa pure senza pretese. Questo è quello che il napoletano dice, significa fa Bianca Sollazzo, io saccia fa pure. Allora ma fallo! Pare che minimizziamo tutto. Ma stava facendo una trasmissione alla televisione, saccia fa meglio. Ben venga la concorrenza, falla e vediamo chi la fa meglio. Sono perfettamente d'accordo. E poi, l'ho detto in un tema folcloristico, e poi ci sono se mi vuoi stuzzicare proprio ti dico che ci sono poi delle lobby politiche, perché tutto è politica, delle lobby politiche che portano degli attori. Oggi vanno di moda questi, io non posso fare nome per l'amor di Dio, ma oggi vanno di moda degli attori, non si possono guardare, ci sono delle soap opere di cui non posso far nome, naturalmente, indegnamente, io le guardo, non si possono guardare, non si possono sentire, eppure la gente se le vede. Dice, ma come mai? Quella fa altro. Ma tu solo che le ce l'hai. Se non mi dai la possibilità di scegliere, caro Pino, io mi vedo quello che tu mi dai, io mangio quello che tu mi metti davanti. Se poi ho la possibilità di scegliere, io preferisco la lasagna al brodino con i semini di melone. Cioè, però è una questione di offerta. E oggi vediamo, poi ci sono degli attori che vengono premiati da un certo tipo di teatro, non voglio dire di destra, di sinistra, di centro, non mi interessa. Ci sono degli interessi su certi che vadano avanti, certi tipi di autori. Vabbè ragazzi, questo è un discorso che c'è sempre stato. Abbiamo cominciato parlando di Scarpetta. Dobbiamo anche dire che subito dopo Scarpetta Edoardo è stato grandissimo, non c'è che dire, ma viveva all'epoca di Viviani, che è stato un altro grande, ma Edoardo era sicuramente più gradito al regime politico dell'epoca. Certo, come no, Edoardo era un autore anche molto morale, eccetera. Viviani forse un po' col suo messaggio dava fastidio, tanto è vero che la stessa Bianca Sollazzo, all'epoca fu chiamata a lavorare con Viviani, ebbe qualche difficoltà nel dover declinare l'invito. Ma tu, scusa, perdonami, lo so, però insomma voglio dire, Viviani, se noi prendiamo il Don Nicola di Viviani, è un manifesto contro Vittorio Emanuele. Ma Viviani ha detto sempre le cose che voleva dire. Io ricordo che ha scritto un'opera molto bella in cui c'era O Tripolino Napoletano. Una delle sue canzoni, a parte che musicalmente era un mostro, io non so come ha fatto a scrivere delle cose all'epoca, ma lui diceva delle cose sul colonialismo orribili che nessun detentore del potere politico all'epoca poteva accettare. Non bastava famma nostra, ci voleva pure la vostra. Lui diceva la verità, certo, ma la diceva. Certo. Ecco perché poi all'epoca Viviani me ne parlava Bianca, perché Bianca l'ha vissuto e io mi mettevo a parlare con Bianca, dico raccontami, e lei diceva no, che le dicevano che erano poco pazzi, cioè capito, giustificavano questa sua cosa. Viviani no, io poi sai non accettare, io poi non facevo porta,
Viviani. Ok. Quindi questo ti fa capire che comunque bisogna essere graditi oltre che al pubblico, bisogna essere graditi un po' a 360 gradi. Assolutamente. La storia è sempre assolutamente. quella, la storia è sempre quella. Però guarda, per esempio, io mi ricordo, vabbè, insomma, nei miei ricordi passati, un Don Nicola fatto da Mariano Rigillo, che era Meraviglioso, un bel interprete di Viviani. stupendo. Cioè, io non l'ho più sentito. Ancora prima c'era un Taranto, Nino Taranto, che era un grande interprete di E Viviani. guarda, quella lì, Don Nicola di Taranto non l'ho sentito. Molto bello, ma Taranto è stato forse quelli più vicini a Viviani a fare Viviani e di cui abbiamo ancora dei documenti registrati. Io penso ci siano dei dischi, delle cose registrate dove Taranto faceva Viviani e lo faceva molto bene col suo filo di voce, perché Taranto non era un cantante, ma Viviani scriveva musiche non per cantanti o anche per cantanti, ma comunque per interpreti, soprattutto per interpreti, musica per teatro, quindi Viviani era un genio. Poi è stato anche Edoardo, naturalmente, come possiamo dire di no, ma in maniera diversa, un po' più morale, un po' più vicino alla morale dell'epoca, alle cose dell'epoca, ma io non lo contesto, forse l'avrei fatto tranquillamente anche io lo stesso. E quindi no, dopo che ti sei riposato, che cosa facciamo? Senti, io avrei intenzione di mettere su un bello scarpetto. Io non vedo l'ora di venirti ad applaudire in teatro. Io ho ancora viva, cioè sono ancora il responsabile della compagnia Bianca Sollazzo, voglio rifare un po' compagnia perché purtroppo in questo periodo ho perso anche un'attrice molto cara che mi era vicina e purtroppo il Signore se l'è chiamata anzitempo, che era una delle mie persone più vicine, anzi voglio farle un ricordo a Carmen Marselli, brava, diligente, una di quelle che aveva fatto il musical con Tony Cucchiara, era una presenza siciliana nella mia compagnia che faceva sì che io dicevo guarda non lo cancellare, perché lei parlava anche in dizione, non lo cancellare questo accento siciliano che mi piace perché era musica. Quando io a lei la facevo sempre la siciliana, perché c'era un po' di musica, il dialetto napoletano è musica e anche il suo era musica ed era così bello innestarla in questa cosa. Però ormai le cose sono andate così, cerchiamo di ricomporre la compagnia. Diciamo io per fare uno scarpetto importante lo devo fare in un teatro un poco più grande. Vediamo qualche proposta per l'anno nuovo, per la prossima stagione. Sicuramente vorrei ripresentare uno scarpetta, ma di quelli classici che mi piace proprio assai fare. Speriamo. Bene, io spero assolutamente che vada in porto quanto prima. Lo sai, è tradizione della nostra trasmissione Piazza Mercato lasciare la telecamera per, diciamo, un proprio pensiero, messaggio, cioè del nostro ospite al pubblico a casa, dove non esiste censura, per cui puoi tranquillmente. Allora, è quella la telecamera. Vedete che non sono un uomo di telecamera, ma un uomo di teatro, guardavo il mio pubblico dall'altra. Allora, quello che vi voglio dire è che il teatro è vita, io ho vissuto una vita per il teatro, e soffro a volte per il teatro, andiamo a vederlo. Però andiamo a vedere il teatro bello, quello che ci fa piacere, non vi preoccupate, la televisione ci sta annientando. È un discorso che facevo con Pino 10 anni fa, lo rifaccio adesso tale e quale, andiamo a teatro e andiamo a vedere il buon teatro. Io mi auguro, adesso mi faccio senza censura, che qualche teatro mi faccia una bella proposta e l'anno prossimo venite a vedere insieme al buon teatro anche il mio teatro e vi aspetto con affetto e simpatia.
Perché è vero che in questi giorni abbiamo visto il Scarpetta, la storia, la vita, però penso che a Scarpetta è più bello vederlo nelle sue opere a teatro. Sì, sì, almeno uno se lo vede vivo, perché Scarpetta è vivo ogni sera, quindi sì, sicuramente. Poi ti manderò un po' di cassettato, magari qualche volta c'è un po' di tempo mandi qualcosa di Scarpetta. E Rosario Ferro, ci tengo a ripeterlo prima di salutarvi, attualmente è l'unico attore che fa la scarpettiana come deve essere fatta. Non c'è niente da fare, sia come regia sia come interprete. Grazie Pino, Grazie. lo so che mi vuoi bene. No, Cioè, no, Rosario, no, lo sai perfettamente. Cioè, non è una questione. Io ti stimo professionalmente, cioè, ma se non fosse stato così non l'avrei detto. allora diciamo che sarai in prima fila al debutto Assolutamente della sì, Scarpetta. Ti assolutamente aspetto, sì. se non vieni... Rosario, io a nome pure del pubblico di Edoardo ti ringrazio per essere venuto, di essere stato con noi. Signori, buona serata a tutti. Salve. Grazie Rosario, grazie. No, ma sta con te sempre bene, devo dire la verità. Anzi, se qualche volta vuoi fare qualcosa su Bianca, ci sono un sacco di aneddoti. Ma lo faremo, assolutamente. Magari ci mandiamo.